Oggi, 12 settembre 2014, inauguriamo la 35esima mostra del progetto Arte 52. Come vedete da questa installazione, il protagonista di questa mostra è il grano e anche la marmilla. Siamo alle prese con un artista che è del territorio, una donna, Alice Cadettu, una giovane, e il Museo Sacro Rubio vuole dare spazio appunto a chi, giovane del territorio, giovane cervello del territorio, ha deciso di ritornare nel territorio. Lei ha un grande curriculum, è stata a Firenze, è stata in Germania, ha girato un po' il mondo e poi ha deciso di ritornare nella nostra terra per portare quelle che sono le sue conoscenze. E qui ci sta portando questa mostra che ci fa riscoprire dal punto di vista storico-artistico, ma anche con un gioco d'arte in un certo senso, quello che è il nostro territorio, ce lo fa rivedere in un altro modo. Quindi siamo particolarmente orgogliosi di poter ospitare questa mostra, perché una delle missioni proprio del Museo del Territorio, nostra del Sacro Rubio, è quella di dare spazio anche alle eccellenze del territorio. Dunque, un grande augurio ad Alice Cadettu e anche una speranza di potervi avere ospiti nelle nostre sale. Alice Cadettu, ex studentessa dell'Istituto d'Arte, ha lavorato, ha accumulato tante esperienze anche al di fuori dell'ambiente isolano. Ha studiato a Firenze, ha studiato a Weimar, ma soprattutto il curriculum di studi si è arricchito con una serie di altre esperienze formative a contatto con gallerie, con organizzazioni di eventi, con le riviste, quindi proprio grazie a queste esperienze ha fatto in modo che la comunicazione risaltasse più di ogni altra cosa. Sono molto onorata di presentare questa mostra anche perché è un momento di riflessione proprio sul percorso di un artista che inizia con la progettazione, inizia a pensare, inizia cioè a creare pensando a ciò che deve fare, e poi invece piano piano il suo percorso, gli studi eccetera l'hanno portata a comunicare direttamente senza neanche tanta progettazione, comunicando direttamente anche con le emozioni. Opere come queste, per esempio, che sono ispirate alla memoria, al ricordo della festa paesana, della danza, ma è un ricordo molto diverso da quello che si ha normalmente, perché di solito noi associamo l'idea della festa con la musica, col rumore, con le persone, con la chiacchieria della gente, mentre invece queste immagini sono straordinarie perché ha messo a fuoco soltanto le cose più particolari, il passo della danza molto curato, la donna che ondeggia, eccetera. Dall'altra parte invece vediamo un po' più avanti, vediamo la musica espressa dalle maschere tipiche, caratteristiche della Sardegna, dai mamutones, ma anche qui non è una musica assordante, è una musica fatta nel ritmo. Infatti questa immagine ripropone proprio il passo della danza, sembra quasi un'immagine fatta come se fosse un video, con queste scarpe che muovono il passo con una cadenza particolare differente, e poi due quadretti delle note destinate alle note che salgono e alle note invece che tendono a scendere. Però il quadro più rappresentativo è quello della ragazza sarda, del costume sardo, dai colori molto vivaci, che guarda il mappamondo, un quadro straordinario che Alice mi ha descritto con delle parole poetiche, e penso che sia proprio lì il motivo portante del suo percorso. Il viaggio concepito come momento di ricchezza culturale, e ricchezza vuol dire anche ritornare alle proprie origini, ritornare a riscoprire la propria identità. Non per niente ha costruito queste performance con il grano che tende a scendere, che è straordinariamente bello in questa teca, ed è un grano che ci porta a riscoprire la nostra curiosità primigenia, quella che ha portato l'uomo ad evolversi,
e che i bambini tendono a mantenerle perché vanno a cercare quello che ci può essere dentro il grano. E cosa trovano? Trovano animaletti, mentre invece al centro trovano anche qualcos'altro, trovano le conchiglie, le pepite, proprio come se andassero alla ricerca di qualcosa di nuovo, di qualcosa di prezioso. E la preziosità è proprio questo, ritornare alle origini, cioè ritornare alla dimensione più umana possibile, quella dimensione che i mass media, la televisione, tutto il resto, insomma lo stress quotidiano ci ha costruito addosso e che quindi piano piano abbiamo lasciato. Allora niente, vi do uno spaccato generale di quest'opera che secondo me racchiude un po' tutta l'idea della mostra, che si chiama appunto Marmilla, e rappresenta uno spaccato di strada campidanese in primo luogo, dove viene innanzitutto rappresentato tutto intorno questo viaggio nel passato, che sono i miei ricordi sul grano, i giochi sul grano, questi vecchi granai che secondo me erano veramente il valore del territorio, quindi il valore del grano, dell'interno del territorio, e quindi come viene rappresentato per me come un mare. Okay? All'interno di questo mare esistono dei personaggi che animano la nostra storia, la storia del territorio. Questi personaggi da me rappresentati sono in parte gli animali, e quindi secondo me che sono uno dei beni primari appunto del territorio, quindi i cavallini o comunque dei personaggi che non hanno un'identità, ma che sono comunque animali e che si mischiano con l'uomo. Quindi a partire dalla maschera del Mamutones viene rappresentato questo mix tra uomo e bestia, che però è un uomo creativo che con un cellulare scatta una foto a questa ambientazione immaginaria. Quindi mi piace l'idea di partire dal passato, riformulare questi giochi sul grano, questi ricordi di infanzia che io ho nella mente, per riproporre una chiave di lettura nuova attraverso le immagini. C'è questo ritorno al passato, alla mia isola, al mio paese, e un po' mi emoziona questa cosa perché comunque credo che si può girare il mondo, si possono vedere un sacco di cose, un sacco di culture, un sacco di persone, però alla fine penso che tutti noi siamo sempre legati al luogo dove nasciamo, no? Perché fa parte della nostra storia, del nostro modo di parlare, della nostra lingua, delle nostre tradizioni, dei nostri giardini, della temperatura che c'è qua, che è un clima mite, della nostra isola che è in mezzo al Mediterraneo, e che io non penso che in nessun'altra parte del mondo possano invidiare questo luogo qua. E siccome per me è un luogo magico, e allora io ho deciso di venire qua e portare un po' di ciò che ho preso di là, l'ho portato qua. E spero sia un valore per il territorio, perché insomma credo che il vero valore non è cercare ciò che sta in altre parti del mondo, ma cercarlo dentro di noi.